Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Non so per quale motivo, ultimamente girano voci diciamo particolari intorno all'ambiente Cagliari. Ieri abbiamo parlato per esempio di questa presunta trattativa tra i messicani e Giulini che pare sia stata smentita. Io ho dismentite ufficiali da parte della società non ne ho sentite, non ho visto i comunicati, non ho visto niente, ma questo conta relativamente perché ribadisco quello che ho detto nello scorso video. Adesso il nostro pensiero principale è salvarsi, però si sta incominciando a programmare quella che sarà la prossima stagione, a prescindere dall'esito di questa. Che è una cosa secondo me un po' insensata perché è chiaro che se tu l'anno prossimo vai a giocare la Serie B, diciamo che hai meno appetibilità, hai meno anche risorse, perché comunque eh, sì, puoi spendere perché puoi spendere, però non hai quell'appeal giusto, hai meno risorse in quello. E la società però comunque si sta muovendo, o meglio, sembra che si stia muovendo. È notizia in realtà di qualche giorno fa che il Cagliari stia puntando uno scozzese, un centrocampista scozzese di 20 anni, 22 anni, molto giovane, si dice molto promettente, che si chiama Corron Barron. Magari per la pronuncia chiedo consiglio a voi. E sembra che comunque l'interesse del Cagliari sia forte, però non pare sia l'unico. Credo ci fosse, cioè, credo ci sia anche il Sassuolo di mezzo. E diciamo che se fosse una lotta a due, probabilmente potremmo cavarcela noi. Io però continuo veramente a fare fatica a concepire il costruire una stagione senza nemmeno sapere in quale categoria si andrà a giocare. Nel senso, tu adesso sei in Serie A e ok, tu l'anno prossimo non sai se stai in Serie A. Quindi che senso ha andare a fare trattative o comunque mostrare interesse adesso quando tu al calciomercato nemmeno ci dovresti pensare? Se non a quello in uscita eventualmente, non di certo in entrata. Perché tu in entrata che garanzie hai? Che garanzie offri? Tu adesso navighi in un limbo in cui tu non sai nemmeno dove andrai a giocare, quindi io veramente faccio fatica a comprendere il senso. Molti, molti, ho sentito dire che l'anno scorso, cioè che sul finire del campionato di Serie B, si è perso tempo per fare calciomercato, che secondo me è una grande cazzata perché una trattativa in realtà io non credo richieda più di tanto tempo. Poi probabilmente, anzi, sicuramente mi sbaglierò io, però me la immagino una cosa abbastanza semplice. Squadra A contatta squadra B, gli dici termini e condizioni, squadra B risponde. Ci può essere una fase di stallo, per carità, ma non penso che una trattativa duri chissà quanto. Poi c'è la trattativa col giocatore, ma pure lì in realtà io li vedo come concetti estremamente semplici. Perché se tu vuoi chiudere una trattativa, la chiudi, la chiudi. E quindi secondo me non è il Cagliari che ci ha messo troppo a fare mercato, è che il Cagliari è lento, secondo me, nella gestione delle trattative. Però, tralasciando questo, stavamo parlando di Barron. È un centrocampista molto promettente, scozzese. Fortunatamente, da quello che ho letto, non, cioè, dovrebbe riuscire con qualche escamotage
della FIGC, se non ho capito male, a rientrare comunque tra i giocatori comunitari nonostante la Brexit, quindi fortunatamente non andrebbe nemmeno a occupare lo slot da extracomunitario e potrebbe essere un colpo importante perché comunque da quello che si legge io di etica cerco di non andare a vedere nemmeno i video, lo sapete. L'ho fatto solo una volta quest'inverno, così tanto per, ma se posso evito, perché comunque i giocatori li voglio giudicare sul campo con la maglia del Cagliari. Poi se hanno altre maglie e quei video sono un po' fuorvianti, a me sinceramente non mi interessa. Eh, un centrocampista, io mi chiedo, ci serve? Beh, sì, sì, se vuoi rinforzare le seconde linee, ma è chiaro che devi prima cedere e poi comprare. Poi, tra l'altro, non l'ho detto, lo dico adesso. Questo è un centrocampista che sta in scadenza di contratto con l'Aberdeen. E noi abbiamo un giocatorino abbastanza importante che è in scadenza. E tra l'altro penso sia inammissibile per come la vedo io, a prescindere che poi rimanga ancora o se ne vada via il giorno dopo, andare a perdere scusate, è inammissibile andare a perdere a zero un giocatore come Nandez, che potenzialmente credo possa essere uno di quelli che abbia più mercato. La trovo veramente una cosa insensata, insensatissima. Io adesso non so quanto percepisca Nandez. Adesso vediamo se stipendi Cagliari 2023-2024. Giusto per farci un'idea. Ah, tra l'altro il più pagato è Petagna. Carina sta cosa, simpatica. Articolo del 23 novembre di Calcio Castello. Vediamo se carica. Non sembra stia caricando. Io... boh, vediamo un po' perché sono curioso di vedere quanto percepisce al momento attuale Naedan Nandez. Che poi potrebbe non essere veritiera la cosa, però cifra più, cifra meno, dovremo stare lì. Niente, quello di Calcio Castello non carica, andiamo a qui. In... come si chiama questo? Capology, mai sentito sta cosa? Allora, a me dell'ordo me ne sbatte relativamente, io voglio sapere il netto. Posso sapere il netto? Perfetto. Ok, al momento Nandez è quello che guadagna, è il secondo che guadagna di più. Perché abbiamo Petagna in prima posizione con 1 milione e 8, Nandez in seconda posizione con 1 milione e 6, poi abbiamo Shomurodov con 1 milione e 5, Mina con 1 milione e 5, Lapadula con 1 milione e 100.000 e Yankto con 1 milione. Tutto il resto della rosa è sotto il milione di euro. Queste sono le cifre che, ripeto, bisognerà vedere quanto siano veritiere o meno. Però, vabbè, è così. Per il momento sono così le cifre che girano. Sono 1 milione e 6. Io, per come sono fatto io, tralasciando che io ho un feticismo particolare per Nandez, però a meno di richieste veramente esagerate come 3-4 milioni di euro, ma io 2 milioni di euro a Nandez, io glieli do all'anno. Ma anche banalmente per non rischiare di perderlo a zero. È un rischio. Questo è un rischio molto grave perché tu sai che giocatore perdi, però non sai che giocatore prendi eventualmente per sostituirlo. Perché questo Barron potrebbe essere promettente. Io sono molto ehm, di parte in questa cosa. Cioè, per me un afflusso di giovani è una cosa importantissima
però devono comunque essere ben dosati con tutto il gruppo squadra, quindi ci deve essere il gruppo di quelli più esperti e il gruppo dei giovani. Andare a perdere uno come Nandez, uno che ha giocato in nazionale, uno che ha giocato la Libertadores, uno che stava per vincerla la Libertadores, un giocatore, mi verrebbe anche da dire tuttocampista sulla fascia destra perché te la fa tutta, sia in difesa che in attacco, sa fare tutte e due le fasi molto bene, è dinamico, è agile, è veloce, sa dribblare, cioè cazzo è un buonissimo giocatore. Tu questo rischi di andarlo a perdere a zero senza prendere manco un centesimo, dopo che è stato uno degli acquisti più importanti, se non l'acquisto più importante, o per meglio dire più oneroso della storia del Cagliari, per poi ritrovarti a prendere un giocatore di 20 anni scozzese che ha giocato solo in Scozia. Che mo, con tutto il rispetto, ma se in Scozia vanno avanti solo Celtic e Glasgow Rangers, c'è un motivo. Il livello del campionato non è elevatissimo. Sicuramente ci sarà una buona fucina di ottimi potenziali giocatori e tutto quanto. Però capite bene che per quanto io sia favorevole all'afflusso dei giovani, tra uno scozzese di 20 anni e un Nandez, io ovviamente punto su Nandez. Anche perché poi c'è sta cosa con gli scozzesi che, cioè, Ferguson, Ferguson al Bologna penso stia facendo gli sfracelli. Segna molto, tra l'altro anche lui ex Aberdeen. E indovinate dove doveva andare in realtà? Non al Bologna, qualcuno se lo ricorderà. Doveva venire da noi Ferguson. Quindi, se non viene al Cagliari sappiamo già che andrà al Bologna. Palesemente. Scherzi a parte. E... Non lo so ragazzi, non lo so. Sarà che il tempo è presto per parlarne. Sarà che ci sono anche miliardi di discorsi da fare che gravitano intorno a queste situazioni, ma è tutto un se e un ma. E purtroppo con queste parole noi ci possiamo fare poco. Io vi dico, bisognerebbe innanzitutto analizzare per bene la situazione in uscita. Se, e ribadisco, se incominciano a girare voci di centrocampisti, anche giovani, che possono essere accostati al Cagliari, drizziamo bene le orecchie perché molto probabilmente, anche perché siamo a metà aprile praticamente, Nandez avrà il contratto in scadenza il 30 giugno, se incominciano a farsi vivere molte voci su dei vari centrocampisti e quant'altro, probabilmente è ufficiale che Nandez andrà via. Grandissima cazzata. Io vi dico la verità, sono incuriosito da questo giocatore perché mi piace immaginare un Cagliari che credo, presumo, non vedrà Ranieri il prossimo anno come mister e che possa un po' rinnovare un po' tutto l'aspetto progettuale della squadra, quindi con nuovi innesti per il futuro, con un tipo di calcio che possa puntare anche sui giovani, un- una sorta di Ajax. Ecco, a me piacerebbe tanto vedere il Cagliari modello Ajax, una squadra che riesce sempre, vabbè l'Ajax quest'anno no, ma una squadra che riesce sempre ad essere competitiva, rimanendo comunque economicamente sostenibile e principalmente formandosi i calciatori. Quella è la cosa che a me più piace del progetto Ajax e mi piacerebbe vedere il Cagliari sotto questa veste. E niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!